Benvenuti a Valle Vecchia, l'azienda pilota dimostrativa di Veneto Agricoltura in territorio di Caorle, famosa per avere un'agricoltura avanzata a stretto contatto con una natura di altissimo pregio, rete Natura 2000, zona SIC e zona ZPS. Il tema di Valle Vecchia principale è: può convivere un'agricoltura avanzata e redditizia con una natura di così alto pregio? Tutte le nostre sperimentazioni tendono a dimostrare questo e a dimostrarlo anche in giornate aperte. Oggi è una di queste, giornata aperta chiamata azienda aperta, protocolli aperti, perché andiamo a descrivervi quali protocolli, quali prove stiamo facendo e vi facciamo anche vedere con diversi strumenti i risultati in campo. Tra i vari temi che abbiamo in sperimentazione da diversi anni c'è quello della difesa integrata, proprio per proteggere l'altissima biodiversità che c'è a Valle Vecchia. Un trattamento chimico insetticida potrebbe avere degli effetti negativi pesanti sulla biodiversità e quindi noi cerchiamo di ridurre al massimo i trattamenti, migliorando il reddito degli agricoltori e riducendo l'impatto ambientale. Voi vedete dalle immagini un mais bello, ben sviluppato, con un buon investimento, sufficientemente omogeneo malgrado la variabilità di questi terreni, che è stato tutto non trattato con insetticidi alla semina, né in concia né come microgranulari alla semina stessa. Come abbiamo ottenuto questo? Abbiamo ottenuto questo facendo dei monitoraggi con questa trappola, la trappola IATORF, e con delle trappole per larve, che unitamente alle informazioni sui fattori di rischio ci consentono di capire se ci sono zone con una popolazione di elatteridi o altri insetti del terreno in grado di fare danno alle nostre culture. Il risultato è che l'intera superficie a mais, oltre 100 ettari che abbiamo a Valle Vecchia quest'anno, è non trattata con insetticidi, come potete vedere anche dalle immagini, degli ottimi risultati. Questo è un modo di ridurre l'impatto ambientale, di migliorare il reddito degli agricoltori e di produrre bene lo stesso. Non solo difesa integrata per quanto riguarda il mais nelle prime fasi di sviluppo, ma anche difesa integrata durante tutta la stagione. Il tema del momento è: dobbiamo fare o non fare il trattamento contro la piralide? Il secondo principio della difesa integrata ci dice che ogni trattamento deve essere deciso solo sulla base di un'attenta valutazione del livello della popolazione che voglio contrastare. Nel caso specifico è necessario fare una serie di rilievi, capire qual è il momento giusto, e i nostri modelli previsionali, che sono veicolati attraverso il bollettino colture erbacee, ci dicono quando effettivamente ci sono le ovature e le prime larve in campo della seconda generazione. Quando questa informazione è ormai affidabile, noi andiamo in campo e andiamo a vedere se troviamo delle ovature o delle larve sulle spighe. Facendo questo monitoraggio, adesso i ragazzi vi mostrano come si può fare, riusciamo a capire la densità di popolazione e decidere se fare un trattamento o meno. E possiamo dire che non sempre serve, anzi, parlando dell'azienda in cui siamo noi oggi, 8 casi su 10 il trattamento non è servito, perché nel confronto successivo, trattato o non trattato, non abbiamo visto dei miglioramenti né in termini quantitativi né in termini qualitativi della produzione. Qui vedete delle foglie dove abbiamo trovato delle ovature, una piccola ovatura di cui adesso vedrete anche il dettaglio, e possiamo dire che in questo momento la densità è ancora molto bassa della piralide, quindi noi come regola aziendale decideremo di non trattare il mais e faremo le strisciate trattate in confronto a quelle non trattate, che saranno le prevalenti, per dimostrare che effettivamente questa scelta di difesa integrata è stata corretta. Dunque, difesa integrata dalla piralide. Per capire qual è il momento di intervenire bisogna, prima di tutto se intervenire, dobbiamo seguire il modello previsionale che ci dice quando effettivamente zona per zona c'è la presenza delle ovature e delle larve, e delle prime larve di prima età, e poi andare a vedere in campo con lo scouting qual è l'effettiva densità di popolazione.
Un sistema semplice è quello di andare a vedere gli stimi femminili della spiga e capire se vi è presenza o meno di larve o se vi è stata presenza di larve attraverso i segni che hanno lasciato. Un altro sistema è quello di andare a vedere sulle piante le ovature. Ci sono delle soglie indicative che abbiamo individuato nella sperimentazione, con livelli di presenza sulle spighe nella fase di fioritura femminile, fine fioritura femminile, con meno del 50% di spighe con presenza non abbiamo mai trovato differenze produttive in termini quanti-qualitativi. E non abbiamo mai trovato differenze produttive in termini quanti-qualitativi neanche con livelli di ovature inferiori alle 3 ogni 100 piante osservate. Quindi noi adesso in azienda stiamo monitorando i diversi reparti per stabilire se raggiungiamo questi livelli di soglia o meno. Ove non vengono raggiunti si procede a nessun trattamento, ma si farà comunque una prova di confronto trattato o non trattato per vedere se la previsione è stata corretta. Dove invece si supera la soglia si procederà al trattamento. In questo caso il trattamento sarà basato su prodotti che, in base all'altro grande principio della difesa integrata, individuare ed utilizzare alternative non chimiche quando si superano le soglie di danno, utilizzeremo il Bacillus thuringiensis per controllare la popolazione di larve quale prima opzione, proprio per ridurre l'impatto degli insetticidi su una zona di così alto pregio naturalistico con un così alto livello di biodiversità.